Quarta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, in 12 dietro le ali dell'autostart, lo schieramento 1 Aria Petral, 2 Amiri GSO, 3 Attestato Fari, 4 Agonista Stift, 5 Air Force One, 6 Avventura Tar, seconda linea 7 Alice Piz, 8 Alvaro Soler, 9 Anenergy Pool, 10 Azzurra Gad, 11 Active Field, 12 Attena degli Ulivi. Aria Petrale e Agonista Stift senza ferri anteriori, questo l'unica variante alle ferrature. Intanto favori per Agonista Stift in chiusura, macchina che accelera, partiti. L'errore di Amelie GSO, mentre si avvantaggia subito Numero Agonista 2 Stift. Amelie GSO squalificato, Sbaglia anche numero Anenergy Pool. 9 Energy Pool Agonista Stiff in squalificato. vantaggio nei confronti di Attestato Fari, all'esterno c'è Air Force One che si accoda in terza posizione davanti a Azzurra Gad, al largo rimane invece Alvaro Soler, anzi in sesta posizione Alvaro Soler, Avventura Tar cerca di accodarsi, intanto sposta Attestato Fari, va su Agonista Stiff dopo 400 metri che ottiene strada. Vantaggio dunque Attestato Fari su Agonista Stift. Terza posizione per Air Force One, mentre al largo progredisce Alvaro Soler trascinandosi Alice Piz. In coda c'è Atene degli Ulivi e i 600 in 46,6. Guida Attestato Fari dopo 700 metri di gara. Seconda posizione per Agonista Stift, poi all'esterno Alvaro Soler trascinandosi Alice Piz e Aria Petral. Lungo la corda in terza posizione rimane Air Force One davanti a Avventura Tar e Azzurra Gad. Intanto un chilometro se ne va in 1:18,1 con la progressione ulteriore di Alvaro Soler che cerca di avvicinare il leader. Siamo a 500 dalla conclusione con Attestato Fari in vantaggio. L'attacco di Alvaro Soler. Insiste Alvaro, si trascina Alice Piz lungo la corda Agonista Stift, poco più di 300 alla conclusione con Alvaro Soler che è deciso all'attacco di Attestato Fari. Agonista Stift in corda in seconda posizione, l'errore di Atene degli Ulivi in coda, Numero 12 completamento della Atena piegata, degli ingresso in Ulivi retta d'arrivo, Attestato Fari in squalificato. vantaggio, Alvaro Soler che ci prova, Agonista Stift all'interno, si lancia in open stretch, ultimi 100 metri di gara con lo scatto di Agonista Stift che va su Attestato Fari sul traguardo. Attestato Fari probabilmente riesce ancora a salvarsi da Agonista Stiff, due comunque molto vicini, più indietro c'è Alvaro Soler. Andiamo a rivedere l'arrivo perché è molto stretto, 1:17,5 intanto con 38 a chiudere per l'arrivo, i 400 finali. E rivediamo l'attacco di Agonista Stift su Attestato Fari che però si riprende e sul palo dovrebbe essere ancora Attestato Fari ad avere un minimo vantaggio su Agonista Stift. Terzo posto per Alvaro Soler, la quota di 5,27 per Attestato Fari. Andrea Bigliardi a segno in questa quarta corsa. Naturalmente aspettiamo l'eventuale photo finish richiesto dalla giuria, ma da quanto abbiamo visto nuovamente nel rallenti la vittoria dovrebbe essere per Attestato Fari nei confronti di Agonista Stift.